Siamo qui in zona intervista di Sportisili con Alessio Furaforte. È terminata questa partita odierna, una partita bellissima, 11 gol soltanto, davvero tantissimi gol, però una partita un po' strana perché prima andate sotto un primo tempo dove avete concesso forse un po' troppo agli avversari, poi nel secondo tempo la ribaltate, avete dato tutto in campo e alla fine invece la pareggiano i vostri avversari e ribaltano nuovamente loro la partita. Raccontaci la tua. Sì, come dici tu è stato un botta e risposta perché all'inizio loro hanno fatto il primo gol e poi giustamente noi abbiamo risposto. Molte occasioni l'abbiamo sprecate da davanti, compreso personalmente io, dove 2 occasioni l'ho sprecata, però c'è stata combattuta. Molti cartellini gialli sono stati dati, infatti per questo molte persone uscivano, però è stata combattuta. Ora vi aspettano dei playout davvero complessi perché si deve mantenere la categoria, perché vale tanto dopo un sacrificio di stagione, dopo tanti sacrifici di stagione, e quindi una partita all'andata e una al ritorno. Come pensate di prepararle per dare il meglio il vostro appunto? Sicuramente noi ci alleniamo ancora di più rispetto a prima, dando sempre il massimo e soprattutto noi che siamo dell'Under cerchiamo di impegnarci sempre di più. Ci hanno raggiunto anche in zona interviste Valerio e Andrea, oggi protagonisti del match perché uno di loro ha anche segnato, Andrea, quindi complimenti per il gol perché è davvero un ottimo tiro potente e l'hai fatto forse nel momento un po' più delicato della partita perché in quel momento lì si doveva riprendere in quel momento esatto la partita perché sennò gli avversari allungavano troppo e da lì parte la vostra rimonta. Sì, diciamo che è stato fondamentale perché comunque il gol dell'1-0 per Latrano nasce comunque da un mio errore perché il portiere me la serve centrale, non sono riuscito bene a proteggere la palla, però comunque ci ho fatto perdonare subito. Dall'altro lato invece abbiamo Valerio che oggi gioca da centrale difensivo dietro. Ovviamente come ti sei trovato? Hai avuto difficoltà, ti sei trovato a tuo agio con i tuoi compagni? Hai dato la tua sicuramente. Sì, come prima vera partita in realtà per il minutaggio comunque ero entrato un po' in ansia, diciamo, come all'inizio della mia partita, quindi ho cercato un po' di mantenere quello che è l'assetto del gioco e cercando al mio meglio di aiutare i compagni e di continuare la partita fino alla fine. Esattamente, come hai detto tu. Poi sicuramente vi chiedo ragazzi, dato che siete entrambi giovani, siete tutti e 3 under oggi che appunto vi ho intervistato, quanto è importante l'importanza di avere degli under all'interno della squadra e soprattutto in ottica di questi play-out, cosa potete dare, la vostra giovinezza appunto può dare quella freschezza in più al gioco, quindi vi può fare soltanto onore questo. Quindi poi vi volevo dire anche un'altra cosa riguardo la partita. Fine primo tempo ovviamente c'è stata qualcosa che non è andato, effettivamente non si capisce se è stato più una vostra mancanza perché o subivate troppo il pressing degli avversari, ma avete perso tantissimi palloni. Come ve lo spiegate questa cosa qui? Merito degli avversari o demerito vostro? Secondo me anche merito degli avversari perché abituati a giocare in un campo più stretto riescono a gestire meglio le situazioni di gioco in spazi più stretti, giustamente grazie al loro campo, e magari noi siamo andati sotto pressione proprio per questo motivo, perché loro ci attaccavano continuamente e noi magari non siamo riusciti a liberarci dai loro pressing. Dopo aver perso comunque per quei palloni poi avete fatto la vostra partita, inizio secondo tempo, termina la partita a primo, cosa vi siete detti negli spogliatoi per dire riprendiamola perché questa partita comunque vada importante? Ok che si sarebbero giocati a prescindere i play-out, però anche Mister Isgro cosa vi ha detto negli spogliatoi per provare a dare il tutto per tutto e riprenderla, così come per un momento avete fatto quasi per tutta la partita perché poi il 6-5 arriva proprio negli ultimi 2 minuti finali. Ci è stato detto di mettere la giusta volontà e la giusta voglia proprio di entrare in campo, come si suol dire, con sangue agli occhi, così da riuscire a recuperare la partita, e così è stato fatto per i primi 15 minuti della partita.